ma il burro qua a Verona si sono messi in pochissimi a farlo, il burro. Perché? Perché è abbastanza laborioso e c'è anche una burocrazia ancora più laboriosa. Pensate, dobbiamo rispettare delle leggi ancora del 1932, dei registri fatti nel 1932. Però perché lo facciamo? Perché prima abbiamo una qualità della panna eccelsa e poi la ristorazione, soprattutto qua di Valeggio, come fa a fare i tortellini senza il nostro burro? La zangola non è più a mano, è meccanica, ma il procedimento è quello. La pannettatrice a mano, e incartiamo ancora tutto a mano. Qui c'è un po' la storia della tua famiglia oltre al grana. Una volta si faceva solo burro e grana, anzi una volta era più importante il burro, costava più il burro del grana, perché essendo una materia grassa, parliamo degli anni 20 e 30, si faceva grana per fare burro, adesso si fa grana e risulta il burro, ma era una cosa molto ricercata il burro e anche l'olio, ma qua da noi c'era burro e quindi il burro era... E mi raccontava mia nonna delle truffe che c'erano perché tanti spacciavano margarina per burro, è per quello che ci sono ancora le leggi del 32, per evitare queste truffe che c'erano, adesso non ci sarebbero più, però una volta era molto importante. Perché avete deciso di continuare a portarlo avanti nonostante le grandi difficoltà? Perché per la nostra tradizione ci riesce molto bene ed è quella referenza in più, quella cosa in più che dà lustro al nostro caseificio. I ricordi più belli che io quando come nonno guardai in questo periodo qua la maglia rosa, il Giro d'Italia, e la merenda che mi preparava mia nonna era burro e zucchero, era una roba a descondon de mia mamma perché non venisse serra. Me fioi alla mattina abbiamo che tira via dalle mani perché sennò burro e zucchero a volontà, oppure me fio allenato de primo mangia solo la pasta in bianco, ma non con l'olio, solo burro, che è più burro che non fa pasta.